Allora, abbiamo avuto un assaggio di quante cose non vanno, ma in realtà poi con l'avvocato Zanetti dovremo parlare ancora parecchio se avremo tempo, e se no dedicheremo un appuntamento doc perché ne tiriamo fuori continuamente. Generale Sivoli, volevo dare il là perché poi ai nostri ci sono un paio di ospiti che hanno una certa urgenza con i tempi, devono scappare perché non vengono dal territorio ma devono prendere un treno per Roma, se non erro, ecco, per cui introdurre le tematiche di cui si occupano e quindi il terribile discorso relativo alle partite IVA, alla crisi economica e anche alla formazione, alla scuola, che però in qualche modo c'è una correlazione. A lei. Certo, la scuola è la parte essenziale per poter fare tutto questo. Quello che diceva poco fa l'avvocato Zanetti, se a scuola ci fosse la possibilità di insegnare ai ragazzi, ai bambini e agli adolescenti non soltanto materie ma anche insegnare a vivere. L'educazione civica. L'educazione civica che è stata cancellata improvvisamente perché non era più una cosa fatta bene, perché non c'era bisogno. L'educazione civica significa educare bambini a diventare cittadini. Certo, quindi questo è un aspetto importante. Uno. Due, come diceva l'avvocato, la Sibilla, quando andavano a domandare ma io vado in guerra e tornerò, gli diceva ibis et retibis, non morieris in bello. Ma quando poi quello lì moriva e i parenti andavano, la Sibilla diceva, io gli ho detto ibis et retibis non, con la virgola, morieris in bello, morirai in guerra. Quindi non è cambiato niente. Non è cambiato niente. Questo tipo di raggiri sono vecchi come l'uomo e continueranno ad esserci. Purtroppo dobbiamo soltanto saperci difendere. Detto questo, io direi cominciare con le partite IVA. Perché là c'è il maggior caso di autodifesa da attuare, perché purtroppo sono situazioni molto difficili anche sotto il profilo fiscale. Sì, chiaramente prima di intervenire mi sono anche divertito ad andare a vedere un po' di rassegna stampa, dove chiaramente oggi il tema delle partite IVA è molto sentito e molto scottante. C'è da fare una precisazione: questo è un popolo variegato che è rappresentato da piccoli, medi imprenditori, artigiani, commercianti, liberi professionisti, che effettivamente oggi in queste condizioni fanno veramente fatica al netto di tutto quello che è il gravame delle imposizioni dirette, indirette e contributive previdenziali, a mantenere un reddito di sopravvivenza che è, diciamo così, quasi assimilabile a quello che può ormai essere considerato a regime il reddito di cittadinanza, no? Creando delle forti distorsioni nel sistema. Chiaramente si parlava di difenderci, va fatta una difesa sicuramente molto importante nei confronti dello Stato, perché, come diceva all'inizio il Presidente, lo Stato crea le condizioni perché poi chiunque sul territorio operi, lavori, e quindi per qualsiasi entità produttiva c'è la necessità di poter operare eticamente, nel rispetto delle norme, della concorrenza. Allora, tanti interventi hanno messo in chiaro le difficoltà primarie. Da parte dello Stato un'enorme pressione fiscale, e l'abbiamo detto, lo viviamo tutti sulla nostra pelle. Quindi non sto qui a dare indicazioni su come lo Stato dovrebbe effettivamente, soprattutto oggi in questa condizione economica di crisi di impresa, un po' il tema che dovrei affrontare, dovrebbe alleggerire la pressione fiscale nei confronti di chi produce reddito, di chi produce attraverso la propria organizzazione condizioni di lavoro. E quindi voi eravate felici tutto sommato quando il precedente governo aveva dato il là per delle aliquote nettamente più basse? Quando parliamo di regime forfettario, che andrebbe messo a confronto con i regimi superiori, che rappresentano poi quei regimi nel quale vanno fisiologicamente le categorie che guadagnano di più perché hanno una dimensione aziendale con volume di affari superiori, si capisce subito che per questa categoria che guadagna fino a 60, cioè che produce reddito o quindi volume d'affari fino a 65.000 euro, c'era stato un forte alleggerimento con l'introduzione di un'aliquota al 15% fissa, addirittura ridotta al 5% per coloro che iniziano ex novo, no?
Quest'anno abbiamo visto già con la legge bilancio una fetta di questa popolazione è stata stornata, perché coloro che guadagnano come reddito di lavoro dipendente 30.000 euro e corrispondono compensi e quindi hanno un costo di lavoro eccetera eccetera, già sono stati stornati. Allora la questione qual è? La questione è che effettivamente lo Stato deve fare il suo, ricreando una condizione diciamo così, economicamente vantaggiosa, perché questi del popolo delle partite IVA non siano vessati dall'imposizione sul reddito effettivamente molto. State intraprendendo. Deve esserci, chiedo scusa se mi permetto, no, deve esserci anche un meccanismo che cerchi di evitare delle disuguaglianze. Allora, l'esempio è: c'è chi arriva fino a 64.999 euro a ottobre e smette di fatturare per fattura all'anno dopo, paga il 15%, quindi porta a casa 5.000 euro puliti al mese. C'è chi invece ne guadagna 100.000, però magari ha un dipendente e 2 dipendenti, quindi non può usufruire del regime semplificato, quindi 100.000 di incassato, 50.000 gli vanno via perché bastano 2 dipendenti, 25.000 euro all'anno per un dipendente, quindi ha solo 50.000 euro, tra virgolette, di, chiamiamolo, incasso, sul quale paga il 43 e il 47% di tasse, quindi gliene restano 25 e quindi guadagna 2.000 euro al mese. Da lavoro a 2 persone, però paga il 47% di tasse e quindi guadagna meno della metà di chi cerca, tra virgolette, passatemi il termine, di fare un po' il furbo con queste nuove normative, e dove arriva al limite o fa nero poi successivamente o smette di lavorare, fattura l'anno dopo, e gli unici stupidini che si trovano lì, che invece danno da lavorare magari a qualcun altro, guadagnano meno della metà. Questo mi sembra che non sia assolutamente equo. Il tema è proprio questo, no? Si parlava delle storture del sistema, qualcuno parlava di un sistema dopato, no? Dove anche il numero delle partite IVA è influenzato da chi effettivamente non è partita IVA, ma viene a camuffarsi nel mondo delle partite IVA, perché è soltanto un lavoratore dipendente appunto che si apre una partita IVA per poter costare meno al datore di lavoro e quindi mantenersi comunque un'attività lavorativa attiva per portare a casa il reddito necessario per mantenersi. E se entriamo nel campo delle storture da sistema, io che faccio il commercialista fiscalista mi divertirei tanto a raccontarne di situazioni di questo tipo, ma vorrei concentrarmi su ragionamenti che possano oggi dare indicazioni non soltanto come problematiche presenti che in gran parte diciamo ormai il contribuente cittadino italiano conosce, appartenendo alla sfera non del lavoratore dipendente ma del lavoratore d'impresa, quindi autonomo, eccetera. Io mi rendo conto nella professione che ormai da anni siamo entrati in un sistema di cambiamento che è stato determinato dalla globalizzazione. L'effetto Amazon, che anche in qualche intervento precedente io ho sentito, ormai ha creato e fa da scuola, perché c'è una concentrazione molto forte di capitali che mettono veramente a dura prova il nostro tessuto economico. Quindi da anni ormai è venuto a modificarsi il modello economico che teneva prima coeso, diciamo così, il mondo dell'imprenditoria, perché questa concentrazione di capitali sta distruggendo piano piano il mondo delle partite IVA poi in fondo, no? Ma non soltanto il mondo delle partite IVA, che è l'ultimo scalino, quindi il livello più basso della nostra popolazione attiva in grado di produrre ricchezza, ma anche il mondo delle imprese un po' più grandi. Quindi vediamo che la piccola media impresa è in sofferenza assoluta. E quindi qual è il discorso? Il discorso è che oggi c'è una globalizzazione che produce effetto globalizzazione, cioè si è diventati servi di un signore che ormai padroneggia le sorti del mondo grazie a una tecnocrazia finanziaria. Cosa significa? Concentrazione di capitali, che è in grado anche di produrre norme ormai a livello di condizionamento dei governi che impoveriscono il nostro sistema. Tante volte noi andiamo a cercare le soluzioni nello zero virgola. Questa mattina sul treno, leggendo il giornale, leggevo che c'è il tentativo di questo governo di fare la riforma fiscale e andavo a vedere che loro cercavano attraverso gli zero virgola di aggiustare, di sistemare situazioni che sono precarie, che sono morenti, a uno stato di asfisia tale per cui è già difficile diciamo così, parlare di riforma a questo livello. Bisognerebbe veramente adeguare tutto questo sistema economico
a nuove norme che rifondino effettivamente il sistema tributario, che creino le condizioni per l'impresa di non venire vessata, ma di respirare per poter competere sui mercati, superando quello che poi è stato determinato, diciamo così, dall'effetto leva. Chi ha più capitale riesce a produrre delocalizzando nelle parti del mondo dove il costo del lavoro non c'è. Qui purtroppo noi siamo strutturati in modo tale dove anche a livello di previdenza lo vediamo, non solo a livello di Stato, chi produce reddito si vede ridurre alla fine dal socio di maggioranza la quota maggioritaria del proprio guadagno. Allora credo che questo sia effettivamente necessario, quindi ritengo che oggi, e queste esperienze a Roma anche a livello professionale le viviamo, ci sia la necessità di aggregarsi, cioè di fare di questo mondo, di questo popolo, delle forme di associazione per riuscire a mantenere integra la propria capacità come capitale umano, come capitale di conoscenze, di esperienze, per continuare a erogare al mercato nazionale ed estero le proprie competenze, le proprie specificità, i propri prodotti, le proprie... Voi quindi cercate un riconoscimento sostanzialmente? No, scusate, questo è dumping? No, io sto dicendo un'altra cosa, sto dicendo che noi come professionisti già stiamo verificando la necessità di metterci insieme facendo che cosa? Non attività associata, ma diciamo così, creare opportunità dove la rete, hub di, come possiamo definirli, laboratori dove ci si può confrontare ed elaborare soluzioni più innovative e più economiche per svolgere la professione, per svolgere il commercio. Una specie di associazione di categoria trasversale? Cioè un'associazione di categoria trasversale delle partite. No, specifica, ma che consenta, che metta insieme, che provi a far superare la paura del fronteggiare questa competizione esasperata sui mercati e che quindi riconosca le competenze, le capacità, le esperienze per poter dare voce a chi è più debole in questa lotta sul mercato che ormai è diventato ipercompetitivo. Quindi io ritengo che da questo punto di vista la forza associativa di Federcontribuenti, cioè riuscire a dare voce a queste categorie che si sentono isolate, si sentono frammentate da questo sparcellamento di situazioni economiche, riesca effettivamente a ricreare un fronte comune per confrontarsi sia con lo Stato che con le imprese sul mondo dell'economia. Ripeto, è dumping all'italiana. Noi conosciamo il dumping quale? Quello dall'altra parte del mondo dove mettevano a €1 al giorno 12-14 ore un minorenne di 8-10 anni. Questo è dumping italiano, quello sulle partite IVA, e che noi vorremmo comunque far cessare. Però attenzione, non siamo qua solo a protestare, noi produciamo anche comunque qualcosina che risolve. Abbiamo comunque strategie, abbiamo dei nuovi comunque linee anche di prodotti in aiuto molto economiche sotto l'aspetto salute, tramite un'invenzione, una creazione del professor Allora ce ne parla subito, perché dai esatto. subito, e anche professore. un sistema di difesa comunque con gli enti impositori. Adesso vediamo le due cose. Allora, visto che le ha dato subito l'input, lo prende al volo. L'input lo raccolgo, anzi con interesse e con volontà di approfondimento. Stiamo assistendo sempre più a un cittadino che si cura sempre meno. Abbiamo sicuramente un servizio sanitario nazionale eccelso e oggettivamente riconosciuto tale a livello mondiale, ma ci sono le criticità con cui facciamo i conti nel nostro quotidiano, quindi liste d'attesa e quant'altro, che rappresentano diciamo, quello stralcio di quotidianità che noi come utenti ci troviamo ad affrontare nelle nostre disavventure sanitarie. Quindi manca uno strumento che possa essere da congiunzione, che possa coniugare le esigenze del cittadino, che possa andare incontro alla povertà sanitaria, ai nuovi fragili, a coloro che non si curano più o che hanno abbandonato le cure, e questo strumento deve essere sicuramente uno strumento non completamente privatistico, ma è uno strumento che deve aprire le porte al pubblico, essere sinergico e ottimizzare quei processi che il pubblico non riesce a portare avanti. Ragion per cui in questa direzione ho pensato di creare uno strumento che giuridicamente è una società di mutuo soccorso, quindi una sorta di vecchia cassa mutua
che, sebbene all'occhio di qualcuno può sembrare un ritorno al passato, in realtà che ben venga quel passato che funziona, che ha sempre funzionato e che ha dato una sanità di eccellenza, una sanità diciamo basata sul rapporto umano medico-paziente, che standardizzava e valutava la condizione di salute del paziente secondo un livello di conoscenza e non secondo un numero. Quindi vorrei aggiungere che la mutua può essere una risorsa, non l'unica, ma uno strumento complementare al servizio del Servizio Sanitario Nazionale, quindi come mutuo aiuto che possa andare incontro da una parte per, diciamo, le esigenze del cittadino, ma a rappresentare una soluzione laddove il Servizio Sanitario Nazionale mostra delle criticità. Tecnicamente, professore, cosa vuol dire? Come funziona? Cioè, come funziona? Che cos'è di concreto? Perché abbiamo spiegato in termini generali, ma il la cittadino dice sì, mi potrebbe... prevede come condizio sine qua non l'associazione, quindi voglio dire prevede l'iscrizione di soci. Attraverso un numero di soci vengono erogati dei servizi che tecnicamente si chiamano... Cioè io mi associo alla mutua. A questa mutua di sì. Federcontribuenti, di che cosa? La mutua si chiama PIMOS ed è l'acronimo quindi già ha un nome preciso, vado da Federcontribuenti, giusto? Presidente, perfetto, vado da Federcontribuenti. Il grande sforzo che spieghiamo ai nostri telespettatori perché sennò... è che non la richiediamo, cioè non proponiamo come un supplemento economico. Esatto. Cioè chi rinnova l'iscrizione a Federcontribuenti con la stessa quota riceve una card che attraverso un codice che può essere ricevuto o con SMS o con WhatsApp o con tutti i sistemi tecnologici o semplicemente a livello cartaceo per quelli che non sono tecnologici, si registra questo codice su un portale e ci sono delle strutture, oltre 5.000 in Italia, che erogano servizi e prestazioni sanitarie a prezzi preconcordati e che seguono una natura di socialità, quindi voglio dire il costo va di pari passo con la redditualità del paziente, quindi in un momento storico drammatico dal punto di vista economico come quello attuale si cerca di dare un contributo alle famiglie italiane che non si curano più, dando la possibilità di curarsi presto, bene, a un costo contenuto. Ottima cosa, ne parliamo ancora, pubblicità rapidissimi, poi torniamo ancora insieme, attenzione che gli argomenti sono molto importanti e interessanti, a tra poco.